che stasera non ci faccia via vita come per me ne vagare in da notte in un bicchiere per dormire la verità che stasera Stasera è proprio una bella sera perché c'è A Tu per Tu. Buonasera, ben ritrovati, che gioia sapere che voi siete tutti lì attenti perché avete seguito un po' il nostro motore di ricerca, la nostra grande pubblicità all'insegna delle cose belle, no? Della bella musica di Napoli e non solo, anche delle belle attitudini, delle vicende storiche, di tutto. Però ragazzi, come sempre, signore e signori, non sono solo a condurre questo programma A Tu per Tu. Io e te lo conduciamo, no, ma con il mio amico di sempre, il giornalista Antonio Daddio. Buonasera, ciao Ida. Ciao Antonio. Veramente insomma è stato un grande successo, è la seconda grandissimo. puntata questa, però non bisognerebbe dirlo dai diretti interessati, però ci sono i riscontri che parlano e quindi Lo dicono gli altri. noi siamo contenti. E vogliamo ringraziare subito i media partner perché c'è questa sinergia che a noi piace molto, quindi il format di questa trasmissione è anche coinvolgere altri motori di informazione e quindi c'è la collaborazione con Radio Studio M, con le editrici Anna Maria e Susi Viscardi che trasmetteranno poi la puntata giovedì alle ore 20, quindi insomma tutto quello che sentirete adesso poi lo potrete riascoltare giovedì. La Voce di Napoli che invece ci segue in diretta sulla pagina Facebook e manderà delle domande per la nostra ospite, il quotidiano in Roma che ogni settimana ci regala una pagina di pubblicità. Ringraziando e salutando il caporedattore Pagina Spettacoli, il nostro amico di sempre Diego Paura. Ma adesso Antonio, A Tu per Tu, ma la gente avrà capito A Tu per Tu il significato? Ha capito anche perché la domenica c'è la replica. Ha fatto la ricerca il pubblico. Molto, ha capito insomma che noi abbiamo un ospite che per un'ora e mezza insomma si racconterà non soltanto nel privato, non soltanto nel pubblico, cioè come artista, anche perché l'artista più o meno si conosce, ma noi scaveremo un po' nel privato, nei sentimenti, nell'intimo della nostra ospite, senza non ringraziare prima l'editore Angelo Ucciero che ha creduto in questo format e il direttore artistico Renato De Carmine. Quindi fatti questi saluti. Ma ci credono sempre più. Fatti questi saluti, io devo dirti quanto sei bello. Hai cambiato look, guarda, Gino Piazza ha saputo fare di te veramente un bel ometto. E sei bella anche tu. Davvero? Sì, con questi abiti. Non me lo aspettavo me lo dicessi. Grazie ad Antonella Tizzano, grazie a te. E Gino Piazza per l'acconciatura. E anche alla nostra artista, la nostra Lazzara Felice. Cosa le ha fatto? Lei d'altronde è bellissima poi, ragazzi miei, ci accompagna da 25 anni. Ma ad ottobre sarà festa, speriamo, Covid permettendo, perché se qualora scomparisse questo maledetto virus, ad ottobre sarà festa proprio con un posto al sole, con la sua canzone che ha tenuto compagnia milioni e milioni di telespettatori. Ma non solo, adesso insomma lei proprio ci racconterà di tutto. È bella, è brava, è simpatica, è un piacere averla con noi. Io l'amo. La chiamiamo qui perché abbiamo parlato già troppo. Sì. Monica Sarnelli. La Lazzara Felice. Oh, buonasera, grazie Ida. Io ti adoro. Ciao, Monica. Grazie, lo so che mi adori, come io adoro te, tra l'altro, perché ci conosciamo da un bel po' di tempo. Quindi ci accomodiamo, anche perché la serata è bella lunga. Un'ora e mezza, tutti i fatti miei. Un'ora e mezza, tutti i fatti tuoi. Noi vogliamo sapere tante cose. Mia, ma e poi dopo abbiamo tanti contributi, abbiamo tante sorprese, speriamo di farti cosa gradita. Grazie, già il fatto che mi dedicate una puntata, io sono veramente, come dire, anche emozionata, io mi emoziono sempre. Ma poi finalmente stasera canto, Maronna, e live anche! Dopo tanto tempo, finalmente. E infatti ho detto, pensa, al telefono ad una mia amica ho detto, stasera mi vado a divertire, che c'è anche il mio musicista, amico, pianista Pino Tafuto, direttamente da Bacoli? Ho detto bene, perfetto. No, perché sai, vai a Bacoli a volte dice, non è Bacoli, Pozzuoli, Calla, insomma, vabbè. E quindi sono contenta. Perché finalmente è un live, le persone anche da casa ci chiedono, ma canterà live? Sì, canterà. Poi abbiamo fatto le prove, Maronna mia, ho già cantato assai e mi sono proprio consolata. Adesso dovrai raccontarti e poi ti alterni con dei live tuoi speciali, un po' i cult della tua
della tua bellissima voce, della tua generation. Pensiamo alla generazione, perché come stavamo parlando poc'anzi con Antonio di Un posto al sole, quasi 25 anni, che bello, proprio ad ottobre. Come ti senti al pensiero quando ti rivedi e riascolti sempre quella sigla iniziale di questa famosissima fiction che ha fatto innamorare tutti gli italiani? Come ti senti al pensiero? Devo dire la verità, sono sempre molto soddisfatta, perché solitamente a quell'ora diciamo che più o meno torno a casa, per cui d'estate che finestra aperta, oh passa il sole ancora, è bellissimo, mi arrecreo proprio sempre, penso sono 25 anni che dico ah che bello, certo non mi si vede in viso, però la voce è indistinguibile. Sì. Senti Monica, ma quando te l'hanno offerta 25 anni fa, pensavi che avrebbe avuto tutto questo successo e questa lunghezza? No, assolutamente. Voglio ringraziare Antonio Annuna che ha scritto questa magnifica canzone, ma non ha scritto solo questa, Antonio Annuna è bravissimo, e Bruno Lanza il testo. Sì. Quindi che dire, insomma, una canzone che mi rispecchia molto perché io sono proprio napoletana doc e ci tengo a sottolineare che il testo è molto solare come me, per cui ogni volta che la canto non mi scoccio mai, perché sono io in quella canzone. Sorridi e tutto cambierà. Vedrai che il freddo passerà. Antonio, la penso così, ma veramente. Vabbè, è cucita a pennello. Sì, perché io per esempio se vado alla posta e vedo il dipendente triste, dico è facile da la rasa. Guardate Un posto al sole. Tantissimi anni di carriera, ma tu cominci piccolissima, perché adesso vediamo delle foto proprio piccolina sul palco già, e quindi insomma molto veramente piccola, come eccoli qua, vedi? Sì, mamma mia, qua eri piccolissima. Gli abiti miei, io sono sempre stata una fissata del look, quindi io, mia sorella che è più grande di me, quindi sceglievamo gli abiti apposta, quindi andavamo a Positano a comprare gli abiti. Ogni recita venivi scelta, ogni recita anche scolastica? Guarda, erano delle recite scolastiche ma non tutte, perché devi sapere, io ho avuto questo miracolo di nascere a Piazza del Gesù e vado fiera di questo fatto che sono di Santa Chiara, che mi piace molto la zona, la mia famiglia, i Sarnelli, mio padre, eccetera. Non sono figlia d'arte, però poi i miei genitori si sono voluti trasferire ai Colli Aminei, per cui ai Colli Aminei esiste ancora la chiesa dei padri rogazionisti, che era un posto magnifico, perché non è che andavamo pure in chiesa, ma poi ci divertivamo in modo sano, perché c'era il campetto dei preti dove praticamente ognuno di noi si poteva esprimere, chi cantava, chi ballava, e alla fine dice che il prete ancora oggi quando fa la messa, sapete qua è nata Monica Sarnelli. Però poi c'è stata la tua carriera da solista, hai collaborato con artisti di grande calibro come Edoardo Questo Bennato. molto dopo, perché nel frattempo insomma, ho fatto tante cose da bambina, ma seriamente, a 12 anni insomma, ho già cominciato a cantare delle varie feste, i vari matrimoni di parenti, cantaci una canzone, che io cantavo sempre. E poi certo sono stata vocalist di tantissimi artisti, che ti devo dire, ho cantato con Loredana Bertè, con Antonello Venditti, con Gino Paoli, fino ad arrivare a Peppino Di Capri, con il quale insomma sono stata dagli anni 80 agli anni 90, sono stata la sua vocalist, e devo dire che è stato un bel percorso, perché innanzitutto tutti i musicisti di Peppino, chiaramente ero un po' una mascotte, che ero la più piccolina, erano molto legati a me, io ancora tutt'oggi sono legata a loro, e con Peppino ho potuto imparare la grande professionalità e chiaramente mi sono consolata ad ascoltare quelle splendide canzoni. Sì, no? che tuttora Peppino Di Capri è la storia. Quindi. Senti Monica, ma ci racconti un po' la vita da vocalist? Perché molte poi da vocalist, non so, anche quelle di Loredana Bertè, Aida Cooper, diventano poi soliste. È una buona scuola fare la corista? Ma diciamo che la corista la devi fare e la fai solo se sei veramente brava, perché ovviamente devi ingarrare le note, mentre invece quando fai la solista puoi pure cantare a modo tuo, insomma, che non è detto che... Vasco Rossi è un cantante, Gianna Nannini è una grandissima cantante, però non sono quei cantanti precisi, sono cantanti che devi abbinare all'altre voci, è normale, e quindi invece per fare la vocalist devi avere comunque l'intonazione, devi essere molto molto precisa, devi conoscere le note, e quindi insomma... Di tutti questi con i quali hai collaborato, qual era quello proprio più scocciante, quello più pignolo, quello più... Ma guarda, ti dico la verità, Peppino è stato molto pignolo. Io mi ricordo quando
praticamente noi facevamo i cori, non ero solo io da sola, ma c'erano con me altre colleghe, lui si girava, a chi stai pensando? Stai pensando fidanzato tuo? E così faceva, io facevo rossa rossa, perché magari avevo sbagliato la nota, per cui è stata una bella palestra con Peppino e chiaramente voglio dire, ancora tutt'oggi lo ringrazio. Ma anche con Senese, Gragnaniello, dai, che rapporto hai avuto con loro? Beh sì, diciamo che poi quando ho fatto il mio primo lavoro, le Lazzare Felici volume 1, ovviamente ho cominciato a chiedere ai vari artisti la loro ospitata nelle mie reinterpretazioni di Campagna, per Dispietto, una canzone nella quale Gragnaniello ha prestato la sua voce da sciamano, James ha suonato il sax in Campagna, nella canzone appunto che portò a successo proprio James negli anni 70, che ho rivisitato, e quindi che dire, insomma, che poi siamo diventati colleghi con grande, io lo dico sempre con grande rispetto, perché per carità, l'altra sera, qualche giorno fa, il 5 gennaio, sono stata sul palco ed ero tra gli ospiti con Peppino Di Capri, Peppe Barra, Mario Biondi, insomma, chiaramente al concerto dell'Epifania, io sono sempre molto umile, ma comunque è una grande soddisfazione per me che sono arrivata anche io ad essere un artista. Allora, dicevi prima che avevi tanta voglia di cantare. Ecco. E poi tanta voglia di cantare. Devi fare il primo live. È appena finita la puntata di Posta al Sole. Siamo, sì, vediamo che ore sono. Siamo 25 anni fa, come 25 anni fa, come ti vedevi? Ecco. Sì, allora io prendo il microfono e vi canto questa meravigliosa canzone che è Un posto al sole. Che ti ha stravolto un po' la vita. Un nuovo giorno è qui, anche per noi. Un mondo più vero si sveglierà. Io sarò qui con te e tu saprai che il nostro domani sarà come può. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. È così poco il tempo per amare. È un posto al sole ancora ci sarà. Con un sorriso in più, quanti dolori si gettano via, ti aiuterò. Con tanti amici noi, anime vere, che cercano il sole di un'altra realtà. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. È così poco il tempo per amare. È un posto al sole ancora ci sarà. È un posto al sole ancora ci sarà. Grazie, bravo Pino, bravo, io ho stravolto la canzone, ho tolto un pezzo. Bravo il maestro, ma quando c'è il feeling vedi in diretta. Bravo. Così Volevamo è, coinvolgere anche la Voce di Napoli, la nostra fanpage che in questo momento lavora con noi, quindi potete andare anche sulla page La Voce di Napoli e fare qualche domanda alla nostra Monica Sarnelli e noi saremo felicissimi di potervi leggere in diretta, quindi andate lì, mi raccomando, e poi giovedì saremo poi in onda su Radio Studio M, quindi adesso fatelo, già so che stanno arrivando. E ricorda anche il tuo Ricordo numero anche il numero WhatsApp 392 0464 803, eccolo, in sovraimpressione, eccolo qua, proprio vicino a te Monica, stavo puntando a te. Allora, dopo Lazzare Felici 1, volume 1, volume 2, c'è questa raccolta antologica, giusto? Sì, questa di raccolta molte canzoni. Napoli a colori parli? Ecco, Napoli a colori. La Napoli a colori è da un'idea appunto di Dario Andreano,
che diciamo è stato il mio produttore, è tuttora il mio produttore, Napoli a colori, perché ho voluto dividere le mie canzoni in colori, perché la Napoli rossa, Napoli blu, Napoli nera e Napoli oro. Cioè li descrivi questi colori? La Napoli rossa, ovviamente il rosso è il colore passione. della passione, dell'amore, e quindi c'è Che stasera, c'è la canzoncella degli Alunni del Sole, Non è peccato, l'omaggio che ho fatto a Peppino Di Capri e tante altre canzoni d'amore. Mentre invece la Napoli blu è la Napoli del blu del mare che bagna Napoli, o del blues di Pino Daniele, che voi sapete io ho sempre omaggiato in tempi non sospetti, quando Pino era tra noi. E quindi ci sono tutte le canzoni di Pino Daniele, allo spettacolo Chi per de no Pino mare, Daniele. Terra Sì, mia, sì. e A me piace o blues e tante altre canzoni. La Napoli nera, Napoli black, quella della periferia sempre troppo poco illuminata, quindi Scampia, Secondigliano, quindi James Senese, Napoli centrale, Mario Musella, gli Showman, Franco Del Prete, e la Napoli oro, che è la Napoli dei classici della canzone napoletana. Quindi che ti devo dire, O Sola Mia, piuttosto che O Soldata Innamorata, sì, tutte queste canzoni qua classiche. E quanto tempo hai messo per raccogliere queste canzoni in 4 volumi? Ma ci ho messo un bel po' di annetti, adesso non mi ricordo le date, Vabbè. Antonio, io questo non ho ripassato prima di me, mi sono scusata. Quanti anni ci ho messo? Boh, non voglio neanche pensare. Appunto, quanti anni sono, dai? Su per- Saranno, penso... Più di 35? Di carriera, Di sì, carriera, perché sì. ho cominciato praticamente il mio... Abbiamo detto a mio 5 primo- anni. A 5 anni. Vabbè, ma il quindi- mio primo disco l'ho fatto, proprio il mio primo contratto discografico con la EMI a Milano nel 1981. 15 Fatemi anni, un po' i 15 conti. anni amo. Esatto, 15 esatto, anni esatto. amo. E quindi sì. sono 38 anni, no, sono quasi 40 anni. Sono quasi 40, diciamo. Quindi ci andavo via. Mamma E mia, il Ho Covid- iniziato giovanissimo. Ma il Covid ci ha bloccato, perché io ho incontrato Monica che lei stava organizzando un po' una festa Sì. per i suoi Sì, 40 anni per di i miei carriera. 40 anni, Invece sì, ci hanno bloccato, ma la faremo. Faremo la 40 più 1, sicuramente, perché tanto mo le cose si aggiustano. Senti, vogliamo farti vedere Sì, un contributo, visto Sì. che tu hai parlato dell'omaggio Pino Daniele, recentemente sei stata al premio Massimo Troisi, Sì. e al premio Massimo Troisi non soltanto un omaggio a Massimo, un omaggio a Pino Daniele, e noi abbiamo un video che ci vediamo insieme. Senti come sono mo. Complice fra Iovine, Monica Sarnelli, Pino sono ancora fra. Complice fra. Bam 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 bam. Bam 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 bam. I so pazzi. E voglio essere chi voglio uscire fuori da casa mia. I so pazzi. C'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzi. E sono pazzi. E oggi voglio parlare. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam.
tempo a due parole non contano più, rida sti pensieri, cerco su un cerchio blu, mi sto perdendo guardando più su, forse sono asciutto pazzo, a quando ci stai tu, io so pazzo, io so pazzo. Sì, son tosta nervatura, metta tutto in faccia uno, io so pazzo, io so pazzo. E chi dice che Masaniello poi negro non sia più bello, e non sono meno amato, sono pure diplomato, e la Masaniella l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato, io so pazzo, no, io so pazzo. Non ci scassavo cazzo. I so pazzo. Rindosso tempo a due parole non contano più. Rinda sti pensieri, cerco solo un cerchio blu. Ma sto perdendo guardando più su, forse sono asciutto pazzo, a quando non ci stai tu. Grazie. Ordinaria! Venite a ballare, forza. Fate i miei balletti una volta tanto. Ecco, questo per esempio è il colore blu, un colore ecco, latino, un colore bello con contaminazioni, ecco. È vero, questo fa parte proprio del grande Pino Daniele, il suo colore, il blu della sua città, il blu, non so, di qualcosa del mare, speciale, del del mare, del cielo. Diciamo che è un modo per abbiamo omaggiato, ho avuto ospite in questa canzone I Soppaz di Pino, Valerio Iovine, che ringrazio, e che, come dire, abbiamo voluto omaggiare Pino quando purtroppo ci ha lasciati in modo sorridente con questa magnifica canzone e con l'arrangiamento di Gigi De Rienzo. Ci tengo a sottolineare che Gigi ha praticamente arrangiato tutti i miei lavori discografici. Resterà sempre speciale per noi, esisterà sempre la sua bella melodia. Ci sono dei messaggi per te. Monica, Libera Mazzacane scrive sulla page La Voce di Napoli: Monica, c'è in cantiere un nuovo lavoro discografico? Ma diciamo che sto ascoltando delle canzoni nuove, mi stanno arrivando tanti autori che scrivono per me, però è ancora tutto in stato embrionale. Vi dico già che domani c'è un appuntamento, vado a mettere una voce, vado a prendere la tonalità. Insomma, poi sai, si lavora. Sì, sempre. Senti Monica, premio Massimo Troisi, hai fatto l'omaggio a Pino Daniele, però se io ti dico Massimo Troisi, cosa ti viene in mente? Che la prima immagine che hai parlando di Massimo Troisi? Ma la prima immagine di Massimo Troisi è, che dire, insomma, il grande uomo che è stato Massimo, e la sua comicità sempre elegante, sempre raffinata, e un grande che oltretutto ho avuto anche il piacere di conoscere un po' di tempo prima che poi ci lasciasse. Ero proprio con Peppino Di Capri in una trasmissione a Viareggio che facevano in diretta da Viareggio appunto con Massimo Troisi, Peppino Di Capri, c'era anche Pino Daniele che Gianni Minà presentava, per cui ebbi il piacere di conoscere Massimo. E Massimo manca tanto, perché Massimo è tra i grandi della Napoli che purtroppo non c'è più. Massimo come Diego Armando Maradona, come Edoardo, come Pino Daniele, come Totò. Ma dopo questo blues, no, adesso ci farà ascoltare un suo medley, Antonio? Sì? Ci fa ascoltare un medley però di canzoni pop, le canzoni degli anni 50, dei festival degli anni 50. Io solitamente quando della vecchia generazione faccio i miei concerti, certo, senza batterie, vabbè, però vediamo un pochino Pino Tafuto al piano che cosa combina con questa. Tutti così con le mani, tutti da casa, così. Scapricciati el mi
casa, se non vuoi in galera. In sto mese, come dall'aggia di non è cosa, che non è per te, che è un'ambese. Che benatti, che bella, che è una rosa, si può avere che chiagnerà una scusa, lasciala sente a me, che non è cosa. Tu babbionda sei troppo onesta, che l'è nato per l'uomo esiste, allontana da sta maestra, che ti pierde figlia mamma. Non ho fine che t'arrabassa da ciance con 100 mosse, tu fa credere un po' te lassa, ti fa perdere la libertà. St'amore mi teneva incatenato, m'ha detto basta e mi sono liberato. Mi pare più turchino cielo, mi pare più lucendo mare, e io cuore sbatto per felicità. Che la mi va dicendo che mi vuole assare, se crede che mi faccio sangamare, se crede che impazzisco e poi mi spara. Che la non so che piacere che mi fa, me ne pigliano da più bella e se della resterà. Che la che la che la che la che la che la. Quando mamma te l'ha fatta, vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette, non basta sti carne bella, non basta sti carne bella, vuoi sapere che ci mettete, vuoi sapere che ci mettete, nu panare china, tutte frave le giardine, mele, zucchero e cannella, non basta sta bocca bella. Non c'è bisogno di zingara avanti fino a non c'è, come t'ha fatto mamma te, lo saccio meglio te. La mossa fa che non c'è sta batteria, mannaggia. Vorrei sapere perché si mi vedete, facite sempre la faccia amareggiata, ma voi quanto è più brutto vi facete, più bella all'occhio mio va presentata. Io mo non so se sì, ve ne correggite, ma questi modo i brigidi a tazze che aveva parito, sotto tenito zucchero, un coppa maresito, ma è tanto che già gira, è tanto che già avuta, quando c'è sotto la tazza fino a mo' che mi arriva, ma è tanto che già gira, è tanto che già avuta, quando c'è sotto la tazza fino a mo' che mi arriva. Graziante sì. di questa Napoli nel mondo. Tu hai fatto finalmente canto, comunque si vede che si sta divertendo e che sta dando sì, proprio sta sfogando. il Ma suo io animo. ma hai capito quanto tempo sto cantando a casa mia? Non se ne può più. Quindi sei contenta, quindi hai accettato l'invito ben volentieri. Proprio per sfogarsi un po', per sfogarsi un po'. Per parlare un po' di tante cose. Vabbè, arriviamo al punto strategico, perché nella tua carriera hai incontrato, hai conosciuto, io lo chiamo l'uomo buono, ecco, il caschetto d'oro, l'uomo di altri tempi. Sto parlando del grande maestro Nino D'Angelo, che ti ha accompagnata per diverse avventure, anche allo stadio Diego Armando Maradona, ecco, avete fatto veramente un bel colpo lì. Sì. Quindi parlami un po' di questa amicizia fino poi a
ad una sequenza poi di avventure insieme a lui, musicali e lavorative. Sì, diciamo che Nino è una gran bella persona, oltre all'artista che tutti conoscete. Io chiaramente conosco qualcosa di più di Nino perché ovviamente avendolo frequentato so che è un simpatico, fa battute, e racconta barzellette, quindi quando state con lui è veramente un piacere. Io infatti certe volte dico, ma quando mi incontro, perché ne conosco tanti di artisti bravi come Nino, ogni volta faccio, pensi non pago anche un biglietto e mi sento queste belle... Vabbè, comunque insomma Nino è un grande. Ma proprio l'occasione dell'incontro come fu? L'occasione dell'incontro, guarda, è stata così che, non so se voi vi ricordate, io facevo Ritmi Urbani, come no. Che tra l'altro è tornato, Ritmi Urbani è tornato su Radio Amore, Ritmi Urbani alla radio. E all'epoca io avevo intervistato tanti personaggi e Nino, che all'epoca aveva il suo batterista, Agostino Mennella, che saluto, che è tuttora il batterista di Nino, e che all'epoca Agostino, quando aveva tempo e non stava con Nino, suonava anche con me. Agostino mi disse, senti, ma chi è Nino devo conoscere, mi ha chiesto il numero tuo di telefono, ma mi voleva conoscere professionalmente, attenzione, perché voglio dire, Nino è una persona seria, sì, di una serietà, oltretutto voglio dire con la moglie Anna Maria c'è un rapporto, quindi ci mancherebbe. Per cui mi voleva conoscere, che gli piacevo come personaggio di Ritmi Urbani, come cantante, e quindi insomma ci siamo conosciuti. Sono andata a Roma a trovarlo, questo succedeva nel lontano 1900 e qualcosa. Quando aveva ancora il caschetto d'oro, no? L'hai visto biondo ancora? Insomma, non era tanto biondo. Se l'era già tagliato il caschetto. Vabbè, comunque insomma quella fu l'occasione che poi parlammo di tante cose. Da lì è nata questa collaborazione e io ero presente nel 2008 quando a Piazza del Plebiscito con Sofia Loren e Pippo Baudo. Sì, ma no, che mi state ricordando? In quell'occasione là. Sì, è vero, con Pippo Baudo, e praticamente c'era anche Lucio Dalla, incredibile. Pensa che io feci una foto con Lucio Dalla proprio lì dietro le quinte. Non trovo più quella fotografia, madonna, che peccato. Quella vale oro. Quella vale oro. E vabbè, insomma, voglio dire, c'era Lucio Dalla, c'era la Sofia Loren, che vabbè, anche lei vi disse, ma com'è bella sta voglio, come canta bella. E insomma, voglio dire... è stata molto bella quell'esperienza. Pippo Baudo lo conoscevo già, perché Pippo è un curioso, Pippo Baudo, cioè conosce tutte le cantanti del mondo, le conosce lui, anche le più sconosciute, quindi l'ho conosciuto tempo prima, un po' di anni prima. E poi chiaramente Nino, con il quale ho cantato per la prima volta lì in Piazza del Plebiscito la canzone Che stasera, che io mi sono proprio arrubata, perché faceva parte questa canzone di un album Nu passa da città del 1996, questa Che stasera, che io a un certo punto della mia, diciamo, carriera cominciai a pensare, ma io non ho mai cantato in napoletano, ma io quasi quasi faccio un progetto in napoletano con canzoni che non sono tanto conosciute, tipo appunto Che stasera la conoscevano ma soltanto chi amava Nino, ma non era nota al grande pubblico, e quindi volle rifare Che stasera, e come Che stasera ho voluto rifare tante canzoni come Campagna di Geo Senese, come, che vi devo dire, Lida Aurora di Marco Zurzolo, insomma. L'hai rivisitata e portate anche al successo, perché Che stasera scoppiò proprio. Sì. Ci sono delle domande sempre sul tema d'Angelo, che non vorrei trascurare, anche perché ci tengono tanto, sempre dalla page La Voce di Napoli. Carla Romano scrive: com'è stato duettare con il maestro D'Angelo? Ma Nino è troppo bello, perché cioè, non ti mette a tuo agio, quindi è stato meraviglioso. Ovviamente io ero in fibrillazione perché ero emozionata, ma sempre sono emozionata, perché, ma ringraziamo a Dio che mi emoziono ancora, perché è ovvio che l'emozione fa parte, l'adrenalina, uno canta meglio. Infatti quando io non mi emoziono mi preoccupo, dico magari non mi sto emozionando e qua qualcosa non va bene. Quindi voglio dire, capita raramente che non mi emoziono, però succede. Comunque ti ha messo a tuo agio? Sì, mi ha messo a mio agio ed è stato bellissimo poter duettare con lui, poi l'ho rifatto ancora ai suoi 60 anni e infatti noi non abbiamo trovato il contributo del 2008 di Piazza del Plebiscito, ma abbiamo trovato un pezzetto dello stadio che adesso si chiama Stadio Maradona, Diego Armando Maradona, Stadio San Paolo. Ce lo vediamo un attimo con un omaggio che facciamo noi a Monica del suo incontro con Nino D'Angelo. Che stasera non ci faccia pigliare
vita come me, me ne vado in notte in un bicchiere, va dormire a verità. E stasera voglio stare senza nessuno che stasera a morire senza un Dio che mi va bene a cercare o coraggio non ti pensare a carezzare a paura che non tremare per te che non stai male come un bambino. A tu stai, A tu stai, a tu stai, a tu stai. oh che bella che si ti ricorda, mi fai male assai. A tu stai, e da quando era nasciuto, che stasera che hai messo su a te. Grazie Nino. Monica Sannelli! Grazie. Ho messo qualche foto che ti ritrae con Nino sì, e là poi è uno stadio pieno. Sì, mamma mia. Ero emozionatissima. L'emozione si capisce quando la voce trema, perché stasera... E anche le gambe, suppongo. Perché chiaramente la nota non viene precisa, perché l'emozione, che stasera... Questa è la nota precisa, quando vibra è l'emozione. Ascolta Monica, c'è anche Libera Mazzacane che già. scrive... No, aspetta, c'è Checca, scusatemi. Ha duettato con tanti artisti, ma con chi vorrebbe duettare ancora? Cioè ti cercano un altro feat, un altro duetto. Con chi vorresti farlo? Dunque, a me è mancato molto il duetto con Pino Daniele, proprio qua, perché ovviamente c'eravamo quasi, però ovviamente, perché Mannaggia. oltretutto io ho lo stesso proprio registro vocale di Pino, cioè io canto nella stessa tonalità, quindi, ed è, perché Pino ha una voce un po' con quel falsetto, quindi canta un po' con le tonalità femminili, e quindi ovviamente sarebbe stato bellissimo per me poter duettare con lui. E adesso invece con chi mi piacerebbe duettare? Sai che non ci ho pensato. Dacci un nome, sai. Pensa, ce lo dice nel Dopo corso ce lo dici, della dai. puntata. Sì, È il bello perché- della diretta è proprio questo, ce lo devi dire proprio al momento che ti chiediamo. Guarda, io ti dico la verità, io stimo moltissimo Gianna Nannini, mi piacerebbe molto, insomma, voglio dire, se Gianna, se mi vuoi, sono qui. Gianna Nannini, Mi da piace meravigliosa tanto. creatura Sì, a meravigliosa stupendo. Lazzara felice. Ascolta, poi c'è Antonio Pisano, ci saluta e ti ringrazia sempre per le tante emozioni. Poi c'è Maurizio Carpi che scrive complimenti per complimenti per la trasmissione e tantissimi saluti a Monica, che con la sua bravura si distingue sempre, ma soprattutto perché non ha mai trascurato la canzone classica napoletana. E poi ci sono i tuoi amici che ti salutano, vediamo Angela e Gennaro, ci conosciamo bene. Ah, che bello! E sono sempre con te. Sì, Angela e Gennaro da San Giuseppe vi seguono ai miei concerti, vi ringrazio per i saluti, vi abbraccio, spero di incontrarvi presto. Non Senti, ne ho vere Monica, che è fornuto tu no. stecca. Senti, No. Monica, no, non è finito perché la parentesi... No, mente cuore. la parentesi d'Angelo, mente cuore. la parentesi Aspetta, d'Angelo la appunto. finiamo adesso, ma volevo chiedere a Monica se Sì. ti capita mai, quando hai un pomeriggio libero e stai a casa, lontano da tutto e tutti, e stai sul tuo divano, che vai indietro con i ricordi? Ultimamente sto spesso sul divano, perché ovviamente sto spesso a casa, sto Covid, mannaggia. No, comunque sì, vado indietro col tempo e se penso a tutto quello che ho fatto, voi sapete che a volte mi dimentico di aver conosciuto degli artisti che oggi sono diventati famosi. E che ti devo dire? Sergio Assisi, io l'ho conosciuto che era e c'è qualcuno, per esempio, tipo appunto il mio produttore Dario Andreano, che mi diceva: ma tu ricordi a Sergio Assisi? Ma io non mi ricordo. Ma come? Alessandro Siani l'ho conosciuto, veniva ai miei concerti ed era un pischello, insomma, voglio dire, non è che non Avete era fatto anche un programma famoso. su Sky con Siani, con Sì, D'Alessio. sì. Ma quello già quando era diventato, insomma, sì. conosciuto. Io ti parlo Conosciuto. ancora prima. Sì, ti parlo degli anni 90. E sono veramente tante pure le attrici che ho conosciuto e che all'epoca non erano così famose. Hai portato bene.
Hai portato bene. Portaci bene sono anche geloso, noi. sono invidiosa. Certo, ma scherzi, ci mancherebbe. Allora, mente cuore? Sì, Ti va? chiudiamo la parentesi d'Angelo con Ok. Mente Cuore che ce la fa proprio live. Sì. Non è vero che è fornuto tu stai qua, rintarraccia chi non sa più a Luca, come cagne nei giornate, quando tu e vuoi cagna, quando freddo in colpa, accira libertà. Per te amore è sempre amore, ancora di più. Quando è notte stai scelta pure tu. Questa guerra mente e cuore, chissà quanto durerà. Io l'ho persa, forse tu l'hai vinta già. Sì, stanotte mi metto paura, chiudo gli occhi e mi metto a aspettare e mi addormo sonnando che stai qua. Hai ragione che sono una scema, ma quell'altro che tengo a vedere, tu sei sempre tu e nessuno è meglio di te. Io ti giuro su chi sai che cambierei, con il tuo perdono io ce la farei. Io non so più cancellarti, nei miei occhi ci sei tu e nei miei domani ancora e sempre tu. Sì, stanotte mi metto paura, chiudo gli occhi e mi metto a aspettare e mi addormo sonnando che stai qua. Hai ragione che sono una scema, ma quell'altro che tengo a vedere, tu sei sempre tu e nessuno è meglio te. Grazie, Grazie a te, grazie Non- anche il maestro. Non Applaude lo- la tua bravura. Non lo ripetiamo sempre, ma sei bravissima. Ti Non lo ringrazio. ripetiamo sempre, ma e questo diciamo, è anche uno dei motivi per cui 40 anni, ti abbiamo 40 fortemente voluta qui. Per il tuo grazie. live, perché Grazie. il live tuo è favoloso, è Cerso, graditissimo alle orecchie di molte persone, lo sai. Grazie cara, grazie. Monica, Adesso- adesso devi fare mente locale, ti facciamo vedere delle foto e dopo le commentiamo, foto insomma un po' che ripercorrono la tua carriera, ma il look della tua carriera. Ah. Tanti look, tante immagini. No, mi viene una battuta qui, abbiamo visto una Monica sirena, sciantosa, e vabbè, ma la femmina perché ha recitato, no? La storia di donne veraci, è vero? Sì, è vero, questo spettacolo scritto da Federico Vacalebre, esperto musicale, Critico, giornalista, grande. critico musicale del Mattino. E che dire, insomma, lì lui mi vedeva sirena, sciantoso, ma la femmina, e, insomma, ed altre storie di donne veraci, questo spettacolo che
l'abbiamo portato in teatro qualche annetto fa. E noi abbiamo poi delle immagini su quello, perché vedranno una Monica inedita, che abbiamo scelto qualche immagine in cui sei sciantosa, in cui sei... Dai, ogni tanto si può dare, si può usare. Però invece, diciamo, dalla prima foto che hai detto wow, perché era proprio appena, mano a mano nel corso del tempo, Monica com'è cambiata? Ma diciamo che negli anni che passano bisogna togliere. In che senso? Bisogna truccarsi poco, perché più trucco metti e più vecchia sembri. No, si evidenziano le rughe. Eh sì, infatti mi sono truccata troppo poco, mi vedo proprio pallida. No, nel senso che comunque è meglio togliere, perché altrimenti... E poi, almeno voglio dire, per chi non sa truccare, poi... sono giusti i consigli che stai dando. Poi per esempio bisogna non esagerare con le scollature, altrimenti poi uno fa gli uccelli e non va bene. E quindi insomma coprirsi un po' di più. Io l'ho detto, dovevo mettere qualcosa di più accollato. Ma che c'entri tu che sei una pischella? Io all'età tua sapessi, ti ho pure più giù la scollatura. Ah, vabbè, allora mi salvo in calcio d'angolo. Ma che scherziamo, no? Questo diciamo nel look, ma proprio nel ragionamento, nel pensiero, nelle riflessioni, nel filone come sei tuo maturata? Sì, sono maturata tanto, do importanza alle cose essenziali della vita. E diciamo ho scoperto chiaramente che questo è un mestiere, a parte che Conte ci ha fatto rendere conto che è un mestiere inesistente. Vabbè, ma no, l'ultimo dei mestieri, vabbè. No, però porta a trascurare la famiglia, perché noi siamo spesso impegnati il sabato, la domenica, spesso a Capodanno, e quindi i figli risentono di questa mancanza. E mi ritaglierei più tempo da dedicare alla mia famiglia, cioè come sto facendo adesso. Ecco, la Monica mamma per esempio, com'è? Eh beh sì. No, io sono una mamma divertente, i miei figli lo sanno, sono anche molto, diciamo, permissiva, divento amica, forse troppo, però ho un buon rapporto con i miei figli, oltretutto li voglio salutare, credo che si siano messi all'ascolto, non lo so, però Ciro, che ha l'età di un posto al sole, perché 24 anni, sì, ha quasi 25 anni, e Francesca 18. Per cui diciamo che loro amano la musica, ma soprattutto amano le mie canzoni. Quando torno a casa che faccio sentire per esempio una canzone che sto registrando e dico allora ragazzi mi serve un giudizio, venite qua, mamma ha messo una voce su questa canzone, poi mamma troppo bella, troppo bella, troppo bella. Infatti le mie colleghe mi invidiano perché dicevano i miei figli non mi vanno a bere proprio, invece i miei figli dicono sempre faccio ragazzi ma siete sicuri, sembra tutto bello. Qualche volta ti dicono pure mamma non mi piace o è sempre bello? Sì, per esempio io stasera prima di uscire sono uscita con questa camicia e c'avevo solo un giacchino nero di lana e mia figlia ha detto mamma mia mamma mi pare zia Enrichetta. Ma chi è sta zia Enrichetta? No mamma guarda, sei troppo classica, ho detto oggi fa freddo quindi mi sono messo il pullover, dopo mi metto la giacca sgargiante, luminosa. No, però mi dicono anche quando non c'è un'altra cosa Antonio, sì. perché lei ecco si è mostrata anche un'ottima cuoca sui social durante la quarantena. Beh, volevo chiederti che rapporto hai in cucina con le pietanze? Anche perché voglio anche imparare, no? Voglio imparare un po' di ricette, quelle che comunque hai postato, ti sei data da fare. Una ricetta veloce per chi ci sta guardando. No, ma non mi fate fare le ricette, che poi quelle mi chiamano e mi dicono ma tu è meglio che canto. Anche perché io sì, le mie ricette ma sono semplici, io cucino alla vera napoletana perché ho avuto chiaramente mia mamma che invece sicuramente è all'ascolto. Tina, la mia mamma, la salutiamo, signora Tina. Salutiamo, che ha 89 anni. Buonasera, signora Tina. E che insomma io somiglio molto a mia mamma. Molti che vengono a casa, hai i capelli tutti bianchi, è ancora molto bella e tutti dicono no, tale e quale. E insomma lei ovviamente... che cosa stavo parlando? Di cucina? Di cucina. Allora, siccome mia mamma vive con me, ha sempre cucinato lei, no, state vecchia, non sai fare niente. E quindi praticamente adesso invece ho imparato, perché chiaramente dico tu stai seduto in poltrona e non ti preoccupare. Quindi adesso comincio ad essere veramente una brava, anche perché siamo sempre a casa a mangiare. Qualche ricetta flash fried e magnan? No, io sono una delle... Vabbè, basta. Allora, io sono una che cucina molto bene il pesce, perché mi piace mangiare il pesce, però mi piace mangiato in maniera naturale, quindi che ti devo dire, faccio un ottimo spaghetto con le vongole, però
cose semplici, non mi metto lì a fare grandi cose, faccio un'ottima genovese, però faccio un ottimo ragù, tant'è vero che uno dei miei musicisti, non tu Pino, venne a casa da Stagioli Ragù e dice: tu mamma mia, ma tu sai cantare e sai pure cucinare così bene, e io è impossibile, uno che stava cantando non sapeva cucinare, e magari io, mi faccio pure la scarpetta, e capite? E quello mangiava, Giorgio Savarese. Allora, Monica donna, Monica mamma, Monica cuoca. Sì. Il blocco 3, una sorpresa per te. Ah, fa pure rima. Fa pure vedi? rima. Monica, ciao. Anzi, mamma. Allora, io sai, non sono bravo in queste cose, però voglio dirti che ti stimo molto, che ti voglio un bene di pazzi e che non c'è niente come la madre, non c'è veramente nulla al di sopra della mamma. E ti voglio ringraziare per la donna, per l'artista, ma soprattutto per la mamma che sei. E ti voglio ringraziare anche per avermi fatto vivere tante belle emozioni fin da bambino, quando venivo ai tuoi concerti e rimanevo incantato dalla musica e da tutto, dal palco, dalle luci, fin da bambino. Grazie. Ciao. Questa dedica perché sei fantastica e sei veramente una mamma speciale e ti amo tanto e lo sai, infatti quando sto senza di te è sempre difficile per me perché abbiamo un legame troppo forte e niente, quindi ti volevo dire che sei, oltre che una mamma fantastica, sei una cantante bravissima, una donna di talento, una donna forte, una persona stupenda e non lo dico solo perché sei mia mamma, perché lo penso veramente e perché chi ti conosce davvero lo sa e questo veramente lo posso dire perché le persone me lo dicono e quindi niente, ti amo. La sorpresa nostra. Mi avete fatto emozionare, proprio in flagrante. Madonna, che bello, che bello. Anch'io mi sono emozionata, Non ho me sentito proprio l'immaginavo. delle forti emozioni attraverso questi Sì. video, messaggi Sì, che poi sì, i tuoi sì. figli, Ma poi che la tua bello essere ricchezza, giovane e avere 2 figli giovani. Sì, sì. che amano e sostengono la mamma artista. Molto, mi sì. sostengono molto, sì. Mi danno anche un sacco di consigli e poi quando io chiaramente comincio a dire no, c'ho l'occhio che casca un po', mi vado a fare qualche punturina, ma quando mai fa mia figlia? Non fa nessuna punturina. Ti danno la carica giusta Sì, sì, sì. per affrontare questa vita. Sì. Ecco, un po' Senti, difficile. l'hai così coinvolta tua figlia Sì. che ne abbiamo trovato anche un video in cui cantate insieme. Che bello. E ce lo vediamo un Vai. attimo. E mi piace blues e tutte i giorni a già cantare perché sono stata zitta e il mio momento mi scivola. Sono volgare e so che nella vita suonerò per chi te ne confessa e non ne può. E mi piace il zucchero che scende in tutta fe una presa ranno ragazzi mi faccio tutto quello che mi va perché sono blues e non voglio cambiare. La voce resto male, la scienza su puttana, la gente che cammina, miezza vivo e sbrairà, mi venga preso a te, perché sono nata qua, sai che sono mia. Ma non te posso lasciare. A me mi piace tirare in faccia senza soffermare, che tu se poi sai
la faccio senza te fermare. A me piace il blues e tutte le giorni a già cantare, che mi brucio il fronte in una maniera già asciugata. Sono volgare e so che nella vita suonerò, so chiusa stringente e sono ma voce resto male, a facesse supportare, la gente che cammina, miezza vivo sbraitare, ti venga presso a te, perché sono nato in casa e che somiglia di la vita pazza era molto più lunga, abbiamo preso un pezzetto. Secondo me diventerà artista, un artista, ma Francesca. poi averla accanto a te sul palco. Una bella emozione, devo dire. È stata, non immaginavo, però mi piace molto perché oltretutto, voglio dire, dai giovani si prende sempre l'energia positiva. Io anche quando ho fatto, nel mio percorso della mia carriera, sono stata, ho fatto dei progetti per le scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, dove sono stata a contatto con i ragazzi e dove parlavo della mia esperienza ovviamente da artista, di cantante, artista tutto tondo, e chiaramente, voglio dire, prendevo proprio l'energia dai ragazzi, perché la gioventù sono loro, è il futuro. Ti piace l'idea, no? Che potesse diventare un artista come te? Bah, diciamo che se le piace, vedo che lei è appassionata, mi ci rivedo molto in lei, perché lei come me si chiude in camera sua e canta sulle canzoni, sulle basi, sulle mie basi anche, e canta sempre perché proprio le piace questa passione, anche se va all'università, quindi... Tuo figlio potrebbe fare l'attore invece? Diciamo, Mio figlio ogni tanto sì, lo chiamano per fare, ha fatto delle comparse in una fiction, Il mare fuori, che avete visto su Rai 2. Sì. Ha fatto anche delle cose, non mi ricordo più perché poi non me le dice. Io scusi, ma sei stato sul set di, che ne so, e io manco saccio. Ma meno perché poi lui parla pochissimo, mentre mia figlia è esuberante, lui invece parla poco. E chiaramente, voglio dire, molto spesso io vengo a sapere attraverso gli attori che mi conoscono, cioè abbiamo conosciuto tuo figlio, perché mio figlio stava sul set, infatti l'altro giorno gli ho chiesto, ma per caso hai fatto che scena pure in Ammina a settembre? No, ha detto no mamma, lì no. Quindi ogni tanto, insomma, però per gioco lui non è che vuole fare l'attore. Altre domande? Vai, Roberto Di Gioia, Robby Di Gioia, buonasera Ida Antonio e Monica, faccio i miei complimenti a Monica per la bella voce, mi fai ascoltare un brano, Roberto dalla Germania, perché ci seguono su tramite streaming www.partenope.tv, perché è possibile seguirci un po' dappertutto, grazie alla Voce di Napoli, grazie a streaming e grazie anche a Radio Studio M. Sicuramente ti farà ascoltare qualche canzone. E poi ci sono altri messaggi, complimenti alla bravissima Monica da parte di Rita D'Amico, un abbraccio a tutti, ciao Rita, siete stupendi, un saluto a Monica e a voi in studio, ciao sono Amalia, ciao Amalia Bernardo e anche a Pasquale, Carlo, Lucia e Antimo da Sant'Antimo, un saluto amici, grazie. Adesso basta con le domande, si canta e abbiamo un altro medley, tutti una cosa grande, tutte queste canzoni molto molto belle, Coccolaci. Sono 4 e ci devi coccolare, sì. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guardi a me io mi innamoro così guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando mi guarda così sicuro tu ti senti a morire, non mi dire
non mi fai capire, ma perché? E dilla, una volta sola, che pure tu stai tremando. Dimmi che mi va bene con me. Cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai già avuto mai, non bene a così grande, a così grande. Così grande. Tramonta luna l'ultima scena. Restammo mano in mano, senza tenere coraggio, guardare, fammi quello che vuoi, indifferentemente. Tanto sacci che sono, ma te non so più niente, e dammi stu veleno, non aspettare mano, che indifferentemente si tu m'accide e io non ti dico niente. Sto cuore non sente più dolore e non tengo più lacrime per te. Fammi quello che vuoi, indifferentemente, tanto sacci che sono. Ma te non so più niente, e dammi stu veleno, non aspettare mai, indifferentemente, io perdo a te. Quanta strada che portano a niente e quanta strada che ancora mi fa. Sorte che porta chi sto dormiente, noi non ci stancammo mai. Camminando si perdono cose e camminando si possono trovare, ma la ragione che non si hanno scusa, esce fuori forte
assai, 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 fino a morire, senza perdere tempo, e da già fa capire. E canzoni non fanno mai ora, e canzoni si fanno sentire, e la razza che non sa nascondere esce fuori forte assai, 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 fino a morire, senza perdere tempo, e da già fa voglio tornare, voglio vedere come tempo può rubare tutte colori in ta via e giro per la città e vaga a cercare occhi come olive nere che guardano senza parlare. Voglio tornare in te vicole sta città, guarda e ride e ti vuoi toccare, non si ferma mai. Voglio vedere notte e giorno ti fa cantare, che se innamoro di un caffè non ti puoi sbagliare. Grazie. Bravissima. Avevamo preparato tante cose, ma questi live ma ci piacciono, tante quindi diamo altre domande, però adesso Bello lungo, è stato lungo questo. Ma dopo ci sarà un altro, mi sembra un'altra bella canzone. Dopo accorcio. Dopo accorci e poi dopo chiudiamo con un cavallo di battaglia numero uno. Sì. Per adesso abbiamo pensato di farti delle domande velocissime, anche per dimostrare, perché tu devi dimostrare a noi e anche al pubblico che ci segue da casa la tua abilità, per vedere se queste domande puoi rispondere in breve tempo, cioè ti diamo 5-6 secondi al massimo. No, sto scherzando, prendi tutto il tempo che vuoi. Che vinco? Che cosa vinco? No, non vinci niente. Adesso te le facciamo così. Visto che sono tante domande, quindi le abbiamo messe insieme e quindi vediamo. Dimostraci che sei appunto brava, attenta e sul pezzo. Ok? Siamo pronti, Antonio? Partiamo. Come vai. Allora, come ti rilassi? Mi rilasso stando sul divano bevendo una tisana. Un pregio e un difetto? Un pregio ed un difetto, sono simpaticissima, questo è il pregio. Questo è vero. È vero, confermiamo. Un difetto, diciamo che sono certe volte un po', mi lamento un po' troppo. Collezioni qualche oggetto? Ma io colleziono occhiali, cappelli. Cosa ti fa arrabbiare di più? La stupidità, l'incoerenza delle persone. Un programma televisivo che ti piace più degli altri? Ma io vado un po' pesante, a me piace il report, mi piacciono quelle trasmissioni là perché insomma... Di cronaca? Sì, mi piacciono. E Monica invece a quale reality parteciperesti? È una bella domanda perché a me non piacciono i reality, proprio non mi piacciono proprio, quindi non... però mai dire mai, nel senso che poi se me lo propongono certamente non parteciperai nessuno allora. Vabbè, dipende. Sì, vai Antonio. Sì. Quali colori preferisci? Io preferisco i colori del viola, il fucsia, mi mettono di buon umore, mi mettono allegria. E cosa non indosseresti mai invece?
Ma non indosserei mai un abito troppo accollato. Va bene, ci rifacciamo il discorso No, di nero prima. mi piace. Lo so. Cos'è per te la felicità? La felicità è stare con i miei figli, serena con loro, a tavola, a pranzo, a cena, stare con i miei figli. E il tuo rapporto con la fede invece? Il mio rapporto con la fede, io diciamo non vado spesso in chiesa, ma ho un buon rapporto con Dio, nel senso che Signore pensaci tu, sempre, in qualunque cosa. Un gesto scaramantico? E dunque io, diciamo, spesso come gesto scaramantico faccio i corni, insomma, quelle cose là. E invece un no di cui sei pentita? Ma io ho detto troppi sì nella mia vita, quindi insomma non mi pento di aver detto no a nessuno, anzi forse ho detto troppi sì. E infatti subito dopo un sì di cui ti sei pentita. Sono parecchio. Tante probabilità. Sì, ho detto troppo spesso sì, però comunque non rinnego. Ultima domanda, un sogno da realizzare? Io voglio fare cantante. Ancora? La stai facendo. La stai facendo? Siamo sicuri? Senti, prima di andare ad un altro medley così dal vivo, ti vogliamo far vedere un blocco 2, altre foto, questa volta di carriera e incontri. Le ultime, dai. Sì, vediamo. Eccola la chantosa. La chantosa postmoderna, Sì. travestita da Totò, quando sono stata in Rai, dalla Fialdini alla Vita in diretta, con Pippo, con Alessandro Preziosi, Serena Autieri, Pino, con Pino, con forever. Peppino, Tanti, Mario tanti, Maglioni, questi De sono alcuni, Crescenzo, solo alcuni. Mirna Doris, Maria. Gloria Cristian, mamma mia che bello, Cristina Donaddio, sono tantissimi, Gino Di Vieccio, che bello, Maurizio Casagrande, Toni Tammaro, mamma mia, tutti, incredibile. James Tal Da Vinci, che bello, Andrea Sannino, Gigi Finizio, Luigi Libra, Maurizio De Giovanni, Rosario Miraggio, Veronica Mazza, Biagio Izzo, Alessandro Siani, tutti. Tanti. Abbiamo visto anche Incredibile. Maurizio De Giovanni che ti ha scritto qualcosa di importante. Sì, Maurizio scrisse un testo nel mio spettacolo Napoli Plebiscito Italia. È uno spettacolo scritto dalla regia di Dario Andreano, ideato da Dario Andreano, che è anche il papà di Ciro e Francesca, e che dire, insomma, che Maurizio De Giovanni scrisse. Lo stimo tanto, davvero. Tanto, ma poi è una persona adorabile, è un sensibile, umano, ed è molto bello che lui sia così spesso in televisione a rappresentare Napoli, perché, come dire, una persona così elegante e per bene come lui che rappresenta la nostra città è proprio una fortuna, e io lo ringrazio. Appunto ieri l'ho avuto ospite in radio, su Ritmi Urbani alla radio, su Radio Amore, e Maurizio sempre disponibile, devo dire, nonostante tutti i suoi strepitosi impegni. Appena riapriranno i teatri, secondo me tu stai già sulle tavole Sarà del la prima palcoscenico. proprio. Sì, già sto là, già mi avvio. Ma raccontaci dei ritmi urbani che stai portando anche in radio il giovedì dalle ore 18, se non erro, su Radio Amore. Sì, su Radio Amore Campania tutti i lunedì dalle ore 18 alle 20, Ritmi Urbani alla radio, e quando si potranno poi fare le interviste e quindi quando finirà questo brutto periodo del Covid, Ciro e Francesca andranno anche a fare quello che io ho fatto quando ero ragazza. Quindi coinvolgerai i tuoi figli. Coinvolgerò i miei figli, sì. Quindi lunedì. Ma adesso vogliamo spaziare un po' tra Totò, tra Gragnaniello, quindi hai preparato un altro medley che a noi piace molto. Sì. E quindi ti abbiamo sentito nelle prove, siamo rimasti così a bocca aperta. Grazie. Vogliamo farlo ascoltare anche al nostro pubblico. Ma deve essere lungo come quello prima. No, adesso partiamo con un omaggio a Totò e una Gragnaniello. Sì, Poi con dopo... questa canzone che si chiama Più Bella, che è una poesia di Totò musicata da Giuni Russo. Giuni Russo, grande cantante, non sapevo che, neanche io sapevo che avesse musicato questa poesia di Totò, e quando l'ho scoperto ho voluto reinterpretarla.
tu sia più bella cosa che te in sto paese, tu si come una rosa, rosa magese, sti carne profumate mi mettono in tuo cuore come fosse l'essenza chi sta amore. Tu sia più bella cosa che te in sto paese, tu sei come una rosa magese, sti carne profumate mi mettono in tuo cuore come fosse l'essenza chi sta amore. D'albero rosa ma ti fa sentire l'odore chi sta amore, i volesse diventare un po' che sole ma ti fa sentire il calore chi sta bene, i volesse diventare un po' che viene trasica forza ritta boccatore, i volesse diventare come silenzio ma ti fa sentire tutte le respiri miei. Passami perché stavolta passami, ma non ti cerca più, i volesse diventare polline vase per poter care coppe capille tuoi, i volesse diventare magari suono ma ti fa capire che tu mi cerchi a me. Passami perché stavolta passami, gridami ma non ti cerca più.
bellissima, scritta Sì, da sì. Gragnaniello. Questa è una canzone bella. Napoli Pezzo velata. forte. Sì. Poi Sì. Napoli velata l'ha cantata pure Arisa, ma tu hai dato un'interpretazione anche con l'arrangiamento molto molto bello. Un bel Grazie. sound. Visto che si stringono sempre più i tempi e ci vorrebbero veramente 3 settimane, 4 settimane per raccontarci, No, e per infatti, raccontarti. sì, e infatti Però, ci fanno segno. Visto che da casa comunque si stanno meravigliando, stanno veramente sulle nuvole, sai, quando ti trovi in un altro pianeta e ascolti tante belle Grazie. canzoni, anche mio padre persino dice questa anche è stata una bella trasmissione, quindi ringraziamo a tutto Bene. il pubblico che è lì davanti a noi, Angelo Ciero, grazie che ha creduto sin dal primo momento a questo grande progetto insieme a Renato De Carmine. Ma noi abbiamo altre 2 cose da fare E dobbiamo quindi, cantare. e quindi chiediamo a Monica Sì, la sua collaborazione, Ecco. perché avevamo programmato altre cose, però Certamente. a noi piacerebbe se tu adesso ci facessi un omaggio Certo. a Fred Bongusto, perché Sì. secondo me Ah, come no. perché Sì. secondo me è troppo dimenticato dalla Rai Sì, Nazionale. sì, Vero. facciamo ed un è pezzettino, facciamo un pezzettino un di pe- questa Sì, meravigliosa vai. canzone che si chiama Dosh Dosh. Sì, e poi dobbiamo chiudere con Che questa stasera, vabbè, Certo. è normale. È tanto triste amore dirsi addio. Stasera frema ambiente o gormi. Ma doce, doce, doce era nevasa. Doce, assai più doce. Per te sarà un giorno combinato. Per me tutto il mondo se ne chiude. Ma dolce, dolce, dolce era nevasa. Dolce, assai più dolce. Grande Freddy, grandissimo. Dovrebbe essere ricordato un po' di più. Sempre, sì, davvero. sì. Allora, adesso mi sposto sul pianoforte vicino al maestro Pino. Perdonami Pino di questa incursione, anche perché dobbiamo omaggiarti, tu già hai visto, no? Questo bellissimo dono, ecco con la tua bellissima foto, Bella. a cura di Braccia Print, quindi te l'hanno fatto loro, te l'hanno Caspita. realizzato loro. Bello, e poi tra un grazie. po' ci sarà la pausa caffè, anche perché finiamo il programma, scambieremo 2 chiacchiere, poi ce ne andremo. Quindi ci vuole il re del chicco, una miscela dall'aroma unico, dal gusto ricco e avvolgente, dalla tostatura intensa che esprime tutta la passione napoletana del caffè. Quindi a Cattadavilla, il re del chicco. Bene, allora, ultimiamo. Siamo arrivati le proprio, battute. Vai. proprio alla fine, i saluti sì, finali. C'è Dateci qualche altro minuto. No, c'è anche il nostro editore a cui chiediamo se va in replica questa Sì. puntata. Domenica sempre dalle ore 21, Domenica ok. alle 21 va in replica, quindi per chi vuole Benissimo. riascoltare, Monica si siede sul suo divanetto e si guarda la replica e così si critica, si dà dei giudizi e se la guarda insieme ai figli. Così Certamente, ti commuovi sì. di nuovo Di quando nuovo, che vedi bello. quelle Ma veramente quelle mi avete dediche. fatto un regalo enorme, Grazie a proprio te. bello, bello, bello. Ringrazio Pino Tafuto al pianoforte, grazie Grazie, Pino, e grazie a te Antonio per avermi invitato, grazie a te Ida. Io e te ci conosciamo, ci vabbè. amiamo a vicenda Ci amiamo, è perché vero, sì, è vero. che dire, c'è questo trasporto energetico tra me e Ida. Sei una persona positiva e te l'ho sempre detto. Grazie. Vogliamo Grazie per sapere tutto quello che sinceramente, però sinceramente se sei stata bene in quest'ora Ecco, e mezza. sì. Ah, benissimo, benissimo proprio. Io mi avete messo a mio agio, mi avete anche fatto la sorpresa dei miei figli e sono stata veramente bene. E come ti dicevo a microfoni spenti, spero che questa rubrica vada avanti perché insomma ci sono solo trasmissioni di calcio sulle reti private che per carità vanno benissimo, Sì, sì. Cioè, Forza Napoli, sempre Forza Sempre. Napoli. Io sono la prima, il mio stadio Diego Armando Maradona
Per cui forza Napoli, però ci vogliono anche le puntate, quella ci facete cantare un pochettino. Noi siamo per la musica di Antonio D'Addio, siamo un po' ecco i promotori, i conduttori della musica napoletana, quella buona, quella sana. Quindi l'ultima domanda, cosa consigli ai giovani d'oggi? Per esempio tanti giovani si introducono pian piano in questa vita musicale, cosa tu consigli a loro? Allora, quello che voglio dire ai giovani che vogliono entrare nel mondo dell'arte in genere, e che ci dovete credere veramente, e dovete essere appassionati, perché non è facile. Cioè, dove sono arrivata io? Ci ho messo anni di gavetta, di sofferenza, ma perché? Perché io amo cantare. Cioè, sì, d'accordo, i D'Antonio mi intervistano, ma io cantasse sempre, perché comunque al di là di tutto, dello stare in televisione col mio pubblico, ma io proprio amo cantare, per il gusto di cantare, per la passione. Quindi abbiate passione in quello che fate. E allora salutaci con Che Vai. stasera. Sì, sì, sì. Che stasera non ci faccia via vita come va, me ne va che rinta notte in un bicchiere va a dormire a verità. Che stasera voglio stare senza nessuno, che stasera a morire senza non dire che mi va bene cercare o coraggio e non ti pensare a carezzare a paura per non tremare con te, che non stai male come a me. A dove stai, occhi belle che se ti ricorda mi fai male assai. A dove stai, rintacqua l'amore da nascondere, che stasera che hai volessi sulla te. Che stasera non ci faccia via vita come me, non la trovo una buccia che mi fa scema, non ti saggio scordare. Che stasera assettato coppe scale quartiere, parli sola, sto giurando, non mi credi che c'è sta roppe te che fanno innamorare, ma che c'è sta troppo tempo che se ne va con te, che non stai male come a me. A dove stai, occhi belle che si ti ricorda ma fai male assai. A dove stai, rintacqua l'amore da nascondere, che stasera che hai volessi sulla te. Grazie. Ecco Antonio, scendiamo su questa terra, se prima eravamo in viaggio sulle nuvole, sull'intensità musicale della nostra Monica Sarnelli, ti ringraziamo tanto, vi ricordiamo in replica su Partenope TV domenica dalle ore 21, su Radio Studio M giovedì dalle ore 20, e grazie alle voci di Napoli di Bruno Cirillo. E grazie soprattutto a Monica, perché non facilmente va ospite nelle trasmissioni, l'abbiamo strappata qui da noi e ci ha regalato veramente quasi 2 ore di magia. Grazie Monica. Grazie a voi, grazie. Dario Andreano dobbiamo ringraziare. Grazie Dario! Alla prossima puntata, ciao Monica. Ciao, Ciao. a tu per tu. Ciao.
C'eravamo tanto amati per un anno, forse più. C'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Ma una sera ci incontrammo per fatal combinazione, perché insieme riparammo per la pioggia in un portone. Come pioveva, come pioveva, come pioveva. Come stai? Mi chiese a un tratto. Bene, grazie, disse tu. Non c'è male, poi distratto guardo l'acqua che vien giù. Che mi importa se mi bagno, tanto a casa devo andare. Ho l'ombrello, t'accompagno. Grazie, non ti disturbare. Ed io pensavo ad un sogno lontano, a una stanzetta di un
piangeva. Grazie, grazie.